Amici bellini, e diciamo che mi sono perso già i primi 5 minuti e ho visto c'è stata un'occasione per il Leone, se non mi sbaglio. Ma io questa volta, com'è bello poterlo dire, a fatica! Tengo la prima cosa da fare, devo andare a suonare in chiesa. Ma va bene anche così. Il rock and roll verrà dopo. Nel frattempo cominciamo a fare qualche cosa di soldi perché sennò qua lo sapete come va. Però devo cucinare, insomma, la metto così, poi dopo ha diretto l'unica una piccola carbonara, niente di straordinario. Sulla carbonara potremmo fare un video a parte, solo i twirlies, un poco di albume, di meno, di più, a freddo, a caldo, sono tutte vere, tutte sbagliate, tutte giuste. No, il palo, incredibile, vabbè, ma no, te la sei mangiata però, c'hai tutta la porta spalancata. Gol sbagliato, gol subito, ma oltretutto in maniera netta e straordinaria. Si allunga un pochino il pallone, sembrava non avesse più la disponibilità, lo trova con un il famoso fendente. Voglio la differenza tra il campione e quelli che invece ce la mettono tutta è questa qua. Loro prendono il palo, lui, vedi quando cade, prende il fallo ma continua a giocare. Questi sono i giocatori che mi piacciono a me. Guarda, lo prende il fallo, cade, invece di chiamarsi il fallo, continua scolando la pasta un attimo così, viene scotta sicuramente, sicuramente, ancora lui, Lewandowski, piedi, mani, non si è capito niente, fammi vedere, Lewandowski come Milik, non guarda, bellissimo, Milik, ma ragazzi era prevedibile, cioè il Bayern, il Lione, ma il Lione è anche dignitoso come il Lipsia, dignitosissime squadre che non si arrendono, che continuano a pressare, però il Bayern purtroppo. Attenzione! No, è miracolo di noi, questo è miracolo. Questo è miracolo, vedi qua fa la differenza. Comunque Dembélé, non mi ricordo chi me ne parlava tra i commenti, veramente un profilo interessante. Paragone fatto su questo canale, una specie di nuovo Zapata come fisicità e come movenze, veramente niente male, È uno di quelli che fa reparto da solo. Non è Dembélé sta al centro. Suona l'allarme, vuol dire che me ne devo andare e finisco questo video poi domani, lo propongo, poi lo saprete perché l'avrete cliccato. Niente da fare, fino all'ultimo ho aspettato, sono pronto, ma Lewandowski è una sentenza. 3-0 il Paris, 3-0 loro, si meritano di andare in finale, sarà una bellissima finale. Non è finita. Ragazzi, non è finita, ma non è finita per niente, perché questo video ha il titolo, è ovvio, io dovevo per chiusura parlare anche della semifinale di Champions League, però la notizia del giorno, e io la faccio in notturna, vedete le ombre, le luci, è in notturna perché mi arrivano messaggi e io devo intervenire. Guardate. Allora, io l'ho messa qui, questa dovrebbe essere la prima maglia, c'è stato un leak in Cusuturo e quindi prima maglia così. Allora io dico, ma come si... Io non sono un grafico, ok? Io mi diverto a fare le magliette, voi lo sapete, la maglietta questa qua che ho messo sullo store è la maglietta celebrativa con lo stemma qua del Caffè Napoli, la scritta... Ma al di là di questo, ricordate l'altra maglietta? Quest'altra maglietta qui, no? Che l'amico l'ha comprata, cioè almeno la Coppa Italia si vede bene alla stessa grandezza dello stemma del Napoli, sono due stemmi circolari, si poteva sfruttare questa cosa per un pochino di logica, almeno di parallelismi e di... Madonna mia, come faccio a dirlo? Comunque io lo faccio qua in 5 minuti, lo faccio davanti a voi. Se io prendo questa cosa e vedo, per esempio, aggiustamenti, no? Replace color, io prendo un colore, lo prendo il rosso, lo voglio replace, lo voglio cambiare e lo posso mettere, già così è meglio, incredibilmente già così è meglio, perché poi sul rosa ne parliamo, ma se tu lo fai così, no? Blu, ma in realtà la cosa migliore sarebbe stato di farlo bianco così. Mo lasciate perdere che non sto aggiustando perché la cosa rossa è ancora brutta e quindi va bene, ma già bianco, già così, in un secondo già non era meglio, già non era una cosa meglio. Ma poi vogliamo andare un pochino più nella scazzetta? Benissimo, andiamo nella scazzetta e facciamo così, ma proprio semplice. Ritaglia
Ritagliamo questo qua, lo togliamo e lo metteremo al centro. Dopodiché ritagliamo la Coppa Italia. Anzi, non la ritagliamo nemmeno, guarda, ancora più semplice. Ancora più semplice. Questo lo mettiamo al centro qua. Rimettiamo un pochino di azzurro da questa parte in maniera grossolana, così ci vogliono 2 minuti. 2 minuti nemmeno. Poi se lo vuoi fare bene lo fai bene, ma in questo momento in 2 minuti manca ciavò a fare sta cosa. Aggiungi la Coppa Italia, la rendi un pochino più piccolina e la fai alla grandezza dello stemma del Napoli, che è pure storto. Io vorrei capire se queste sono veramente le definitive, perché veramente io non saprei. Allora io poi magari su questo posso capire, sai, noi abbiamo delle direttive, lo stemma della Coppa Italia non può essere così grande, deve essere più piccola, e vabbè, allora io quello lo posso anche accettare. Ma già così, senza aver fatto niente, non è meglio? Ma quella patacca, il rosso sul celeste, sul nostro azzurro, già è brutto da sempre. E non è nemmeno perché tu dici la Lete c'ha lo stemma rosso, la Lete, lo stemma è bianco. Quindi è perché deve essere l'impatto visivo che tutti devono leggere Lete. Non penso sia una cosa di marketing ottima. Sto facendo uno shitstorm, ma per forza, perché avevamo l'opportunità di farla più bellina e niente. Ho da ridire molto anche su queste sembra che sono capitani o che hanno il lutto al braccio tutti quanti, ma questo lo posso anche accettare. Mi sembra un effetto qua sulle mani, sulle spalle, un effetto mare, ci sono dei pixel, la cosa non è chiara. Mi piace anche il colletto, se devo dire la verità, non è male, ma già così si poteva fare meglio. Cioè, è comunque una maglia da ciclista, non c'è tanto pattern, non c'è niente, ma vabbè. Ma poi il peggio succede quando andiamo a vedere le altre magliette. Andiamole a vedere un attimo. Questa qua potrebbe essere la maglietta away. Away, la maglietta della trasferta. A parte non è chiaro se questo è un bianco, perché sembra che ci sia, è come se l'hanno messa in lavatrice con dei calzini verdi e quindi si è scambiato un po' il bianco. Questa io la posso anche accettare se la Lete non ha dei contorni, se la scritta Lete non ha contorno, questa si può anche accettare, anche se questo verde da dove è uscito si può fare, diciamo, un riferimento alla Coppa Italia, quindi è bianca, rosso e verde. Ma vabbè, però lo stemma del Napoli non è richiamato in nessun modo, il colore del Napoli. Potevi fare almeno queste cose qua, le maniche, la fine della manica un pochino azzurra, ma comunque questa può anche essere accettabile. È brutta, ma la possiamo anche accettare. Il peggio arriva dopo. Un'altra occasione mancata è questa qua, ragazzi. Va bene, fallo i dettagli rosa, falli. Fai la scritta Lete rosa. Fai la scritta Lete con lo stesso colore dei dettagli. Oppure il dettaglio non lo fare rosa, fallo rosso. E allora mi richiami almeno quella cosa. Fai la stessa scritta rossa con il rosso della Coppa Italia. E fai 3 colori. Abbiamo questo blu, viola, scuro, nero, quello che sia. Il colore rosso che richiama la Coppa Italia, così. E fai i dettagli rossi. Non fare questa cozzaglia di colori. Che schifo. Che maglietta mi devo comprare io per fare i video, che sono tutte troppo brutte. L'unica cosa che posso fare, ma proprio se impazzisco e se la trovo, questa qua che pare sia la maglia dei portieri. Questa qua mi può piacere perché il rosso con il colore dorato non è male. Almeno le maniche finali richiamano l'azzurro del Napoli, e lì devo capire ancora questo contorno, lo stroke della scritta Lete si potrebbe fare meglio, però non lo so. Ricordiamoci che queste potrebbero non essere definitive, io poi devo ancora capire perché tutte le squadre del mondo presentano la maglietta alla fine del campionato che sta finendo, così, e altri youtuber tengono già la maglietta angolo dell'anno prossimo, fanno bella figura e noi niente. Noi dobbiamo fare le cose a scopri, ci sentiamo male, e poi quando esce per il ritiro tutti se la devono comprare a Castel di Sangro, se no non ti fanno gli autografi sopra. Schifo, provinciale, le camerette. Siamo la squadra delle camerette. Questa qua mi può anche piacere, però è la maglietta del portiere e quindi non ne usciamo più. Un'altra occasione mancata, c'era la possibilità di fare una bella maglia con lo sponsor pulito. Va bene che è grande, lo capiamo. Dietro c'è la Kimbo che sarà rossa anche quella, quindi va bene pure. Però voglio, che schifezza, è una schifezza proprio senza precedenti, va d'accordo. Questa è proprio un'offesa a tutti quelli che fanno i grafici per mestiere, perché non è possibile. Se tu da grafico porti una cosa del genere a uno per un progetto, ti sputano in faccia e dicono ma veramente, ma che tipo di carnevale vuoi andare a fare? Perché non si può fare. Sembra fatto apposta per farci fare a noi le critiche.
Oltretutto la Coppa Italia non è neanche centrata. Io voglio sperare che queste cose che sono uscite per sbaglio servono a fare rumore tra noi tifosi, che adesso siamo tutti indignati, e poi escono delle maglie bellissime. Ma non credo, perché ogni tanto quando escono queste anteprime così alla fine le indovinano. Ci sono state in giro sul web tantissime proposte, una più bella dell'altra. Io non l'ho fatta quest'anno perché tenevo altro da fare, però qua siamo veramente brutta roba. Poi i gusti sono gusti, poi volete venire sotto nei commenti, voi mi dite cosa ne pensate, dite per me è bellissima, figuratevi. La stessa maglietta, questa qua di quest'anno, l'effetto pixel eccetera eccetera, vista in grafica non mi piaceva tanto, vista dal vivo è bella, mi è piaciuta indossarla, mi piacevano anche le fasce bianche, l'azzurro è giusto, insomma bisogna sempre vederla addosso sicuramente, però l'idea che il rosa si deve sposare con questo rosso arancione che non richiama il rosso della mamma mia. Da New York Valerio Fluido è tutto. Io vi consiglio di andare sul fluido.net a vedere le mie magliette e mi dovete dire, non le dovete comprare, mi dovete solo dire se non sono più logiche, io non chiedo altro. Almeno come grafica non c'è un guazzabuglio generale, le proporzioni, ecco la parola che cercavo prima, le proporzioni tra gli oggetti e tra i dettagli devono essere rispettate, altrimenti come si fa? Non lo so. Da tifoso o da amante della grafica io sono avvilito. Guardate, cioè, perché poi serve lo sponsor, eccetera, eccetera. Vabbè, maglia blu, la grandezza piccolina di questa qua, lo sponsor sulla sinistra, e questa è una maglia che secondo me ha il suo senso, ok? Non si può fare perché la N del Caffè Napoli non la vuoi fare, va benissimo, lo capisco anche questo. E allora la maglia veramente bella, sapete qual è? È questa qua, che costa un po' di più perché il battito cardiaco va tutto intorno alla cosa, così poi c'è la Coppa Italia su una manica e la scritta fluido.net dall'altra. Questa maglia è il battito cardiaco, che è il battito che batte per il Napoli. Noi siamo così appassionati, siamo molto più appassionati di quelli che ci lavorano. Io vado in freva, mannaggia come vaga in freva.